Ciao ragazzi, oggi mi trovo alla Citres a Bovolone, dove ogni giorno vengono prodotti decine e decine di migliaia di vasetti di sottoli, sottaceti, creme alimentari, vegetali e molto altro. Si tratta di una realtà che si è affermata come una delle più vivaci nel mercato agroalimentare italiano, e questo in virtù di una crescita veramente importante avvenuta soprattutto nel corso degli ultimi 20 anni. Ma in ogni caso si tratta di una storia partita dalla terra, per la precisione dalla terra dell'orto di famiglia. Nel 1957 i miei genitori, più per motivi di bisogno, perché all'epoca soldi non ce n'era, avevano delle verdure piantate nell'orto, e c'è stato un anno particolare dove sono usciti molti peperoni per un discorso climatico più che altro, e per non buttarli via hanno avuto il bisogno di conservarli. Quindi da lì è iniziata tutta la storia della Citres, che all'epoca si chiamava Compri Renzo. Poi c'è stata l'evoluzione ininterrotta in pratica. Sì, praticamente dalla vendita porta a porta con un furgone scassato che mio padre lasciava a 300 metri dal cliente perché si vergognava. Si è passati negli anni 70 ad acquisire uno stabilimento dismesso di una ditta che si chiamava Pantano, se ricordo bene, che faceva piselli, e vabbè, con tanti debiti all'epoca, ma nel 70 ha preso questo stabilimento che poi piano piano ha rimesso a posto fino ad arrivare all'anno 2007, dove io e Lorena abbiamo deciso di trasferire l'attività qui a Bovolone, perché in quel posto, a Vallese più precisamente, dove siamo nati e dove ancora abitiamo, gli spazi erano molto limitati. Quando noi siamo venuti qua eravamo in circa 20 persone, con un fatturato che si aggirava sui 7 milioni e mezzo di euro. Oggi siamo in 65 persone con un fatturato di 30 milioni di euro. Oggi le macchine, i macchinari che abbiamo non sono nemmeno confrontabili con quelli del 2007, è stato praticamente rimodernato e cambiato quasi tutto. Riusciamo a produrre fino a 120.000 vasi giorno, lavoriamo su 2 turni ovviamente, da 8 ore l'uno, tranne il sabato e la domenica. C'è una regola d'oro che non è mai venuta a meno in tutti questi anni di attività dell'azienda. Un tempo la verdura arrivava fresca dall'orto, appena raccolta. Oggi cambiano ovviamente le quantità, ma non è per nulla diverso. È sempre aumentata l'attenzione al fresco, perché noi da quando siamo qua produciamo anche delle verdure miste, la cosiddetta giardiniera piuttosto che tutto fresco, dal fresco, cioè tutte le verdure arrivano qua fresche e noi, anziché conservarle in bidoni, in sale, acqua, eccetera, come fanno tutti, le invasiamo direttamente, quindi mantengono integre tutte le caratteristiche organolettiche, i colori, il sapore, cioè è una produzione molto molto impegnativa, che però siamo orgogliosi di dire forse siamo tra i pochi oggi a fare. Qui stiamo cuocendo il primo passo della verdura fresca. La verdura viene scottata, viene portata a circa 80 gradi, tra i 75 e gli 80 gradi, per essere poi mandata in linea dove avviene una cernita manuale del prodotto tramite operatori, viene riempito il vaso con il prodotto, viene messo il liquido dentro all'interno del vaso, il vaso viene sigillato tramite una capsula e viene mandato poi in pastorizzazione. Quanto dura tutto il processo di lavorazione dall'inizio della cottura al vasetto? Dall'inizio di cottura al vasetto finito i processi di lavorazione cambiano in base ai tempi di pastorizzazione e anche alla lavorazione stessa per introdurre il prodotto all'interno del vaso. I controlli che svolge il nostro laboratorio sono controlli organolettici, intanto per assicurarci che il prodotto abbia una qualità conforme ai nostri standard, e durante la fase di produzione avvengono molti controlli chimici organolettici nei quali vengono controllati sale, pH, cottura che avvenga nella maniera giusta, quindi la pastorizzazione.
Quanto conta l'occhio dell'uomo? L'occhio e la mano dell'uomo è molto fondamentale in questi processi produttivi per mantenere una qualità molto alta di tutti quanti i prodotti. Le macchine sono un grande aiuto, ma senza la mano dell'uomo non si farebbe nulla. Ma in questa azienda ci sono anche altri valori che sono sempre collegati alla produzione, per carità, ma che hanno delle radici che attingono a una sensibilità importante, che trascende i puri canoni produttivi e commerciali. Il rapporto con i fornitori negli anni è molto cambiato, nel senso che tanti anni fa c'era una ricerca molto spinta del prezzo, delle migliori condizioni. Oggi noi lavoriamo con dei fornitori assolutamente affidabili, ai quali chiediamo di essere certificati BRC, come lo siamo noi, e soprattutto chiediamo le certificazioni etiche, noi e quindi rispetto delle condizioni di lavoro, perché lavorando con tutto il mondo, soprattutto con paesi a rischio quali Turchia, India, Cina, è fondamentale per noi avere che il fornitore abbia la certificazione etica. Si può essere innovatori nel vostro settore e questo quanto vi ha aiutato? Beh, noi, il nostro sviluppo è dovuto esclusivamente all'innovazione. Noi abbiamo avuto il coraggio nel 2008 di adottare dei vasi di polipropilene multistrato, che sono dei vasi infrangibili per il settore del catering, e con la stessa shelf life, con la stessa scadenza del vetro. E con questi formati noi siamo ancora gli unici a produrlo, quindi questo ci ha aperto tantissime porte. Il fatto di produrre certi articoli dal fresco, tipo la giardiniera, mettere insieme 7 verdure fresche contemporaneamente, è estremamente impegnativo da un punto di vista sia organizzativo che finanziario, e siamo gli unici a fare questo lavoro. Quindi chi sceglie quel prodotto non torna più indietro, non va più a cercare altri prodotti. Questo nel giro di 5-6 anni ci ha portato ad essere presenti nella maggior parte della distribuzione nazionale ed internazionale, senza rincorrere logiche di prezzo. L'altro tratto costante è la famiglia. Il capostipite fu Renzo Compri. Lorena e Davide arrivarono tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e da allora la gestione prosegue nel segno della continuità. Negli anni noi, io e Davide, siamo sempre rimasti e siamo partiti assieme e siamo ancora qua. Negli ultimi 15-20 anni però c'è stato qualche cambiamento all'interno della struttura della società, ma alla fine siamo tornati ad essere ancora i soli proprietari di Citres. Praticamente Citres è della famiglia Compri, oggi al 100%. Che valore ha? Ha un valore soprattutto affettivo per primo, perché comunque è un'azienda nata dai nostri genitori a cui siamo legati e per noi è la nostra famiglia, insomma, ecco, diciamo che è la nostra seconda famiglia, ed è molto importante che le cose rimangano, secondo me, ancora all'interno della famiglia. Infatti noi siamo la seconda generazione, ma all'interno abbiamo già la terza che sta crescendo.